Forse all'inizio sarà persa come una di quelle liti che possono avvenire sul posto di lavoro, ma poco dopo i due colleghi si trovavano uno sotto osservazione al pronto soccorso dell'ospedale All'Angelo con diverse ferite da taglio sul corpo e l'altro sottoposto a fermo di polizia. È successo poco prima delle 10 di mattina alle poste di via Torino a Mestre. Le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi di ciò che era apparso in un primo momento. Ora sarebbe fuori pericolo, le sue condizioni sono date in via di miglioramento. Via Torino a Mestre ospita il centro direzionale di Poste Italiane per il Nord-Est e all'interno di questa autentica cittadella, nel centro di smistamento, che questa mattina è avvenuta l'aggressione. È accaduto qui, tra dipendenti che lavorano a stretto contatto ogni giorno. Al culmine della lite, un portalettere di 62 anni ha estratto un coltello che portava all'interno del proprio marsupio, sferrando in rapida successione due colpi all'addome e due colpi al collo del collega, uno smistatore di 37 anni. I primi ad intervenire sono stati altri colleghi. Sgomenti e sbigottiti hanno prestato i primi aiuti al ferito. Erano reduci da un corso di pronto soccorso e sono riusciti a tamponare le ferite e gestire l'emorragia mentre arrivava il 118. Ad intervenire immediatamente è stata anche la polizia postale, che si trova a pochi passi, bloccando l'aggressore che nel frattempo era tornato alla propria postazione di lavoro e che è stato arrestato per il tentativo di omicidio aggravato.